Grazie per il Debussy. Lo studierò. Amore, quanto mi fai languire stavolta. Sono tanto disillusa. Ogni volta mi arrivano lettere. Ho sempre il timore, la speranza che arrivi la notizia del tuo arrivo. Ma anche oggi niente. E non è possibile continuare così. Ieri sera sono andata al cinematografo con Renata. Oggi che due piccoli andavo a sentire un concerto molto interessante. Quanto preferirei stare lì con te ad ascoltare il canto dei rusignoli e sentire la tua mano carezzevole. Ieri sera guardai il cielo, vidi l'Alta Maggiore e pensai al mio amore che è lontano. Forse il desiderio di rivedermi non ti tormenta. E poi Renata dice che sono giornalista. È il desiderio, la nostalgia di te. Vieni. Ormai non so dirti che questo. Buongiorno, cara Gnoccoletta. Certo Ugo è stanco di aver tanto suonato e non avrà voglia di suonare ancora. Spero che la sua niente di ieri sera sia passata con un profondo sonno e che Dolce Amara abbia riacquistato l'uso delle gambe probabilmente bene. I guanti sono tornati, ma il cuore è rimasto sul tappeto, accanto al pianoforte. E se ora Niviola entrasse sui suoi piedi attuali? Amore, sono piena di malinconia e di pensieri folli. Te li dirò al tuo ritorno. Ordella, Muriella e Pentella mi guardano coi loro sguardi di bambine incoscienti. Gabriel, pensi alla piccola. Ho una gran paura che la Gnoccoletta faccia un pasticcio. Perciò le consiglio di consultare Renata, che forse è gnoccola anch'essa. Ordella, Muriella e Pentella mi guardano coi loro sguardi di bambine incoscienti. Venturina si metta la sua parrucca bianca e andiamo sul Brenta, dove ci aspetta una fête galante in una villa su cui stanotte è caduta una bomba carica di cipria. So un collo bianco che ieri sera si inclinava nell'ombra, secondo che i tre tempi del passapiede di Claudio. Stamani non l'ho più trovato. E se ora Viola entrasse sui suoi piedi arcuati? Mio Gabriel, Renata dice che sono dimagrita. Vedi che ora che so di farti piacere ti racconto tutta la mia piccola vita mondana, come tu la chiami. Ma ti assicuro, Gabriel, che tanto Niviola quanto Dolce Amara e specialmente Pentella preferirebbero una cosa molto dolce e selvaggia che tu sai, una musica piena di melodia e di ritmo che tu conosci tanto bene. Niviola. È il mattino, l'aria è fresca, sono le 9. La piccola sonnacchiosa si sveglia, la pietra Venturina brilla presso la figuretta che seduta sul banco di pietra ride. Quante cose vorrei dire e non posso. Mi metto a studiare le carte, come Paolo Uccello quando studiava la prospettiva, sospiro pensando a Pentella, che dolce cosa è questa strategia. L'anima infantile di Venturina sarà consolata da un altro giocattolo, con una facilità di cui ella medesima sarà stupita. Ma ti assicuro, Gabri, che tanto Niviola quanto Dolce Amara, e specialmente Pentella, preferirebbero una cosa molto dolce e selvaggia che tu sai, una musica piena di melodia che tu conosci tanto bene. Mio Gabri, ieri sono stata per tanto tempo davanti alla tua fotografia, con un desiderio che non ti so dire. Credo di essere libera sabato. Potrai venire? Lo spero. Quanto odora il gelsomino che mi hai mandato. Mi dà le vertigini, come quando 16 agosto 1917. Visite di signore al Vittoriale sono convenientissime. L'altri ieri venne Luisa Casati mia ospite. Vieni dunque, me l'hai promesso. Domani sarà finito un appartamento delizioso con un bagno di marmo senese e di mosaico. Sarai libera, con tutte le comodità. Io non verrò alla porta se tu non mi chiamerai. E verrò umilmente, castamente, come si conviene a un povero vecchio priore che non aspira se non a baciare Santa Muriella e ad adorare Santa Pentella in nuvole di profumo. Ho una fame da lupo. Ho mangiato mezza scatola di biscotti a secco. La mensa è alle 8. Entra il mio caporale per dirmi che il rancio è pieno di mosche.
gli do un barattolo di marmellata. Piccola, piccola, Bordella, Pentella e Muriella pensano a me che sono solo. Mio Gabri, che hai fatto? Io sono rimasta distesa e poi ho suonato un po'. La tua piccola è molto desolata. Pentella non vuole assolutamente partire. Che devo fare? Da questo giugno è la prima volta che non obbedisce. Puoi immaginarti di che umore sono. Avrei tanto bisogno del tuo conforto e del tuo consiglio. Mi rincresce tediarti lì dove ti trovi con queste cose, ma non so a chi rivolgermi. Renata dice che sono dimagrita. Pentella non è ancora ritornata. Anche Renata è ancora indisposta. È strano, oggi non sono se non un poeta, è certo un giorno di grandi omissioni. Ho una gran paura che la mia coletta faccia un pasticcio, perciò la consiglio di consultare Renata, che forse è un'occola anch'essa. Mio, Gabri, verrai? Sì? Ti amo tanto. Non sapevo che l'amicizia della fiavoletta avesse tanta importanza nella mia vita, e so che la piccola non può far nulla per me, perché anche la sua morfina non ha potere in tanta desolazione interna. Rompere un'abitudine è duro, ma bisogna. Piccola, piccola, Bordella, Pentella e Muriella pensano a me che sono solo. Domani è la festa della Fiavoletta. Vorrei attraversare Piave, Tagliamento e Isonzo nuovamente per portare i miei auguri, ma senza ali non può, come dice l'antico motto. Quanto sono triste, sento che Gabri non mi ama più. Perché non possiamo intenderci talvolta anche senza la morfina? Sarebbe tanto buono non scrivere tante ore di seguito, ti stanchi troppo. Perdona tutte queste malinconie. Renata dice che sono dimagrita. Che fa Vidalita? Ho tanto pensato a Vidalita. Anche oggi lavorerò sotto la protezione di Lunella. Se per stasera avrò finito, danzeremo la plus pelante dell'esecrato de Bussy. Lunella intanto sia savia e tenga gli occhi bassi, pochi fiori e non belli. Ave più Gabriel, meno Ariel. Grazie Gabri, da quando sei partito non ho più cantato e Renata dice che sono dimagrita. Pentella mi ha confidato che dà perfettamente ragione al suo amico che borbotta. Anche lei è indignata contro la signora del terzo piano e la rimprovera continuamente di averlo lasciato partire. Ma la signora del terzo piano ne attribuisce la colpa a Pentella e tutte e due sono talmente esasperate che non vogliono neppure vedersi. Che cosa fanno gli steli? I miei hanno una nostalgia smaniosa. Tutte le cose che mi hai detto mi sono assai spiaciute ieri sera. Non eri affatto il mio Gabri. Ti ringrazio tanto della musica, ma alcune di quelle romanze le ho già. Ti vedrò stasera, non esco oggi, c'è troppa nebbia. Renata dice che sono dimagrita, quanto mi piacerebbe di ritrovare il mio Gabri tenero e amoroso. Vorrei porre la testa nel tuo cuore e sapere che è tutto mio, con tutti i suoi palpiti. Vorrei porre la testa nel tuo cuore e sapere che è tutto mio, con tutti i suoi palpiti. Vorrei